7 ore di udienza preliminare non sono bastate per decidere le sorti processuali del dottor Roberto Rigoli, microbiologo della Regione Veneto, e dell'ex direttrice generale di Azienda Zero Patrizia Simeonato per concorso in falso ideologico e in turbativa d'asta. Nel caso di Rigoli anche per frode processuale, per l'accusa avrebbe cercato di depistare gli investigatori nel corso dell'indagine. L'inchiesta è quella sull'acquisto dei test rapidi per il Covid nella fase più cruciale della pandemia in Veneto, all'indomani del lockdown. Il GUP padovano Maria Luisa Materia deciderà venerdì alle 12 se mandare a processo i due dirigenti o se proscioglierli. L'inchiesta nasce in seguito a un esposto presentato il 24 novembre 2020 alla Guardia di Finanza dal professor Andrea Crisanti, oggi senatore del Partito Democratico, che all'epoca aveva allegato all'esposto uno studio. Lo scienziato aveva sottolineato l'impiego in Veneto di tamponi rapidi, i famosi Abbott, non idonei allo screening perché privi della giusta sensibilità. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 7 febbraio 2023. La prima notizia del giorno riguarda l'inchiesta sui tamponi rapidi in Veneto. 7 ore di udienza non sono bastate per decidere su Rigoli e Simeonato, questo è il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi. Nella pagina dedicata a sanità e giustizia, l'ex direttore delle microbiologie Rigoli appunto ribadisce che si è trattato di una procedura corretta e fornisce un parere anche del direttore dell'AIFA Palù. Parliamo del professor Giorgio Palù, presidente appunto dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Palù ha firmato un parere pro veritate sui tamponi rapidi. Da quel che sarebbe emerso, il professore dimostra, grazie al suo studio, come i tamponi rapidi funzionavano e come hanno permesso di rintracciare con il veloce strumento di screening molti positivi al Covid che altrimenti sarebbero sfuggiti. Dopo l'ok di Rigoli, la regione, tramite il direttore generale Simeonato di Azienda Zero, acquistò 2 lotti da 900.000 tamponi rapidi e un secondo da 1.260.000 di tamponi rapidi. Questo stando a quanto si legge sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi. La notizia anche sul Gazzettino: tamponi Covid senza gara, la difesa di Rigoli, udienza interlocutoria, il primario si dice determinato ad andare fino in fondo. Anche il Gazzettino, in un articolo di Serena De Salvador, sottolinea come l'udienza preliminare sia durata 7 ore e appunto la giudice sia chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio con la previsione di tornare in aula venerdì. Rigoli, primario dell'ospedale di Treviso, tra prima e seconda ondata Covid nel 2020, è stato chiamato a coordinare le microbiologie del Veneto, e Simeonato è la direttrice generale di Azienda Zero. Devono rispondere di falsità ideologiche in atti pubblici e turbativa nel procedimento di scelta del contraente, scrive De Salvador sul Gazzettino. Secondo l'accusa, Simeonato avrebbe infatti acquistato 500.000 tamponi rapidi dall'agenzia Abbott senza gara d'appalto. Rigoli invece avrebbe confermato di aver effettuato l'iter per verificare l'idoneità dei test e avrebbe fornito documenti falsi per attestare che erano stati verificati su pazienti entrati in pronto soccorso a Treviso. L'indagine nacque da un esposto di Andrea Crisanti, predecessore di Rigoli. La difesa ieri ha insistito su un punto: i test avevano il marchio CE, obbligatorio per i dispositivi di diagnostica medica, tale per cui l'azienda ne garantisce già l'efficacia. La difesa di Simeonato ha anche insistito sul fatto che l'accusa sostiene che nella delibera per l'acquisto fosse prevista l'esecuzione dello screening, mentre invece sarebbe stata prevista solo un'indagine tecnica per appurare che i test corrispondessero alle specifiche del bugiardino. La notizia anche sul Corriere del Veneto di oggi: inchiesta sui tamponi rapidi, Rigoli fu tutto regolare e Palù difende Azienda Zero. Ieri udienza Fiume in tribunale, venerdì la decisione. Secondo la difesa, l'affidabilità dei kit era già garantita da Abbott, l'azienda appunto produttrice. Ma noi voltiamo pagina in attesa di venerdì, quindi con l'udienza che deciderà sul rinvio a giudizio di Rigoli e Simeonato. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi e parliamo di Pedemontana.
La superstrada pedemontana veneta costa il doppio del Mose. A dirlo è Enrico Cappelletti, deputato del Movimento 5 Stelle del Veneto, che in un'interrogazione ha posto una serie di quesiti al ministro Salvini, ministro delle infrastrutture, sulla durata della gestione della pedemontana e sui motivi del mancato incasso delle penalità per i ritardi. L'assunzione del rischio di responsabilità, dice Cappelletti, del rischio di disponibilità, doveva far cadere il progetto di finanza. Allora vediamo di che si tratta. Pedemontana e autonomia delle regioni, il Movimento 5 Stelle va all'attacco dei due cavalli di battaglia di Zaia. Il deputato padovano Enrico Cappelletti ha depositato un'interrogazione al ministro Matteo Salvini in cui solleva molti dubbi sulla superstrada Montecchio-Spresiano, che tra qualche mese verrà collegata alla A27 in direzione Treviso-Belluno. Così scrive Albino Salmaso sui quotidiani del gruppo Gedi, ricordando che il cronoprogramma racconta che la superstrada di 94 km è stata progettata nel 2003 e doveva essere inaugurata nel 2016 dopo aver visto i lavori avviati nel 2011, poi l'annuncio dell'apertura nel 2019, ma invece sarà conclusa appena verrà completato il raccordo con il casello sulla A4 tra Montecchio e Montebello. La pedemontana veneta, dice Cappelletti, ha dei costi stellari, oltre 13 miliardi di euro, più del doppio del Mose, pari a 80 milioni di euro al chilometro, che andranno nelle mani di un'azienda privata alla quale è stata affidata in concessione per 39 anni. Aspetti sui quali nulla è chiaro, a partire dal colossale A parte il colossale esborso senza precedenti. Per questo abbiamo deciso di chiarire la questione in Parlamento con un'interrogazione al ministro delle infrastrutture Salvini, spiega appunto Cappelletti del Movimento 5 Stelle. Cosa chiede il movimento? Bisogna accertare se sia vero che la Regione Veneto non ha incassato le penali per la ritardata consegna dell'opera e se il ministro non ritenga che con l'assunzione da parte della regione del rischio di disponibilità sia venuto meno il requisito indispensabile per giustificare il progetto di finanza. Un altro aspetto da chiarire secondo Cappelletti sono i termini della durata della gestione. Salvini deve dirci quali fossero le motivazioni che hanno indotto la Regione Veneto a disapplicare la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 2017 che ha indicato non ammissibile lo slittamento dell'ultimazione dei lavori al 30 settembre 2020 senza una corrispondente adeguata riduzione della durata della gestione. Siccome la conclusione della pedemontana slitterà ulteriormente di qualche anno, la durata della concessione va ridotta in modo sostanziale. Questo secondo l'esponente del Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che la convenzione firmata con la SIS di Dogliani prevede un canone complessivo di oltre 12 miliardi di euro che la regione verserà in 39 anni. Come contropartita, invece, Palazzo Balbi incasserà i pedaggi e la SIS garantirà la manutenzione. Un po' il quadro economico dell'opera molto in breve. Il Movimento 5 Stelle conclude con una stoccata sull'autonomia. Nessuna nuova funzione potrà essere delegata alle regioni se prima non si saranno definiti con le adeguate coperture i livelli essenziali delle prestazioni e deve essere il Parlamento a esprimersi definendo le regole con una legge quadro che tenga in considerazione le varie commissioni coinvolte. Se il ministro Calderoli crede di portare a casa la riforma escludendo un ruolo attivo del Parlamento, si sbaglia. Dalla sua prima bozza erano perfino spariti i LEP e ha fatto marcia indietro. Io credo che se si vuole approvare l'autonomia delle regioni vada coinvolto il Parlamento e affrontata la questione pubblicamente a viso aperto, non nelle segrete stanze. In questo modo ciascuna forza politica si potrà assumere le proprie responsabilità davanti al Paese. Così, deputato 5 Stelle Cappelletti. Voltiamo pagina, sempre parlando di politica e sempre rimanendo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. L'Ampi del Veneto scrive una lettera il presidente della regione Luca Zaia e il presidente della Repubblica Mattarella. Dopo le esternazioni di Donazzan, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani chiede di sapere se il Veneto sia antifascista. Chiediamo al presidente Luca Zaia di incontrare una delegazione dell'Ampi per rassicurare la cittadinanza sul fatto che la regione Veneto è antifascista. Chiediamo anche le dimissioni dell'assessora Elena Donazzan qualora non dovesse mettere fine alle sue nostalgiche esternazioni. Chiesti quindi un incontro urgente e la rimozione dell'assessore per le simpatie manifestate dalle commemorazioni ai canti fino alle interpretazioni storiche. Questo lo chiede Maria Cristina Paoletti,
Paoletti, presidente provinciale dell'ANPI Venezia a nome del coordinamento regionale del Veneto, in una lettera spedita a Zaia, inoltrata anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La domanda che l'ANPI pone al presidente della regione quindi è molto semplice: la giunta Zaia è antifascista? Se lo è, deve prendere le distanze una volta per tutte dalle numerose esternazioni dell'assessore Donazzan, esternazioni nostalgiche che sono state elencate una ad una da Maria Paoletti all'interno della lettera firmata dall'ANPI. Ne leggiamo alcune. In occasione del 25 aprile, festa della liberazione, Donazzan ha reso onore ai soldati nazisti caduti sull'altopiano d'Asiago, poi ha intonato Faccetta Nera durante una trasmissione radiofonica, ha inviato una circolare ai docenti delle scuole del Veneto alterando i fatti storici. Quest'anno ha celebrato di fatto l'aggressione nazifascista all'Unione Sovietica in corrispondenza con la battaglia di Nikolajewska del 26 gennaio 43, dicendo agli studenti delle scuole che purtroppo già nel mese di dicembre i russi dilagavano e cerchiavano le divisioni posizionate più a est. E poi altre ancora. Insomma, l'ANPI chiede a Zaia chiarimenti e di fugare ogni ambiguità sulla collocazione antifascista dell'istituzione che presiede e disapprovare esplicitamente il comportamento di un esponente che non merita di svolgere il delicato compito istituzionale che le è stato affidato. Auspichiamo che la vicenda si chiarisca senza ulteriori iniziative di protesta. Questa la conclusione dell'ANPI del Veneto. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash: il caso dell'inchiesta giornalistica legata alle email hackerate fra lobbisti russi, quindi con la polemica che riguarda anche alcuni esponenti della Lega Veneta sospettati di fiancheggiare Mosca, i leghisti veneti pronti a querelare, leggiamo sul Corriere del Veneto di oggi. Era un dovere difendere l'export, questo il titolo. I protagonisti: Stefano Valdegamberi, consigliere regionale veronese di area Lega, vanta da sempre rapporti privilegiati con il mondo russo. L'inchiesta ipotizza un suo ruolo di snodo con i lobbisti russi a partire dall'organizzazione del forum di Yalta. C'è poi Roberto Ciambetti, il vicentino, presidente del Consiglio regionale, è stato invitato come relatore al Forum economico internazionale di Yalta. Dopo l'invasione dell'Ucraina ha sostenuto il ritiro della mozione votata nel 2016 dal Consiglio contro le sanzioni. Paolo Tosato, senatore veronese, ha presentato nel 2016 una mozione in Senato per il ritiro delle sanzioni. L'inchiesta giornalistica lascia intendere che ci sarebbe stato un pagamento da mano russa di cui però non è emersa traccia. 3 migliaia di euro, secondo l'inchiesta pubblicata in questi giorni. Il consigliere regionale Stefano Valdegamberi sarebbe stato ricompensato con 3.000 euro dai lobbisti russi e avrebbe ricevuto in dono una villetta sul Mar Nero. Lui smentisce ciascuna di queste circostanze. La delegazione veneta intervenuta al Forum economico internazionale di Yalta nell'aprile 2017 si componeva di 18 persone. Fra i relatori c'erano esponenti della politica veneta, ma anche referenti delle associazioni di categoria e singoli imprenditori. Tutto questo nell'articolo di Martina Zambon sul Corriere del Veneto di oggi. Infine, da Venezia una notizia che leggiamo sul Gazzettino: cacciato perché si vestiva da donna, l'ex poliziotto avrà gli stipendi arretrati. A Venezia il TAR ha dato ragione alla gente che nel 2005 passeggiava in abiti femminili, sospeso e destituito, poi appunto l'annullamento. Secondo il giudice è un disturbo dell'identità di genere. Il protagonista della vicenda girava in minigonna, orecchini lunghi e ombelico scoperto fuori orario di lavoro. Questo leggiamo sul Gazzettino naturalmente. I giudici hanno riconosciuto il suo diritto alla ricostruzione della carriera economica. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.